Żewġ persuni Maltin huma msemmija f'investigazzjoni kbira tal-Pulizija Taljana brabta ma' korruzzjoni fil-futbol u mħatri illegali. Fil-każ hemm involuti mal-50 persuna li għandhom rabta mal-futbol u suspetti ewlenin huma marbuta mal-logħob tas-Serje D u l-Lega Pro fl-Italja. Għalkemm l-investigaturi mhumiex jeskludu li din ix-xibka hija mifruxa wkoll f'livelli ogħla. Tul il-lejl ta' bejn it-2 u 3 spiċċaw immanettjati 15 plejer, 6 presidenti ta' assoċjazzjonijiet sportivi, 8 diriġenti u 10 persuni li jiffinanzjaw il-lob. F'konferenza li fija taw id-dettalji kollha marbuta mal-investigazzjoni Dirty Soccer, l-investigaturi Taljani spjegaw kif il-każ hu marbut ma' ċriki kriminali minn Calabria. Da questa indagine, attraverso un calabrese, ex calciatore, che poi è stato anche un anello un po' di congiunzione fra le due associazioni e che ha evocato in qualche intercettazione rapporti con la criminalità organizzata calabrese, essendo lui di origine calabrese, questo soggetto ci ha portato poi in un mondo un po' più sofisticato, con finanziatori questa volta esteri, prevalentemente che arrivano dalla Serbia, da ultimo ne abbiamo avuto qualcuno che arriva da Malta. Il-Maltin li qed jissemmew fil-każ huma Robert Farrugia, ex-President ta' Msida St. Joseph, u Adrian Farrugia, it-team manager ta' Mosta. Skont l-investigazzjoni l-rwol tagħhom huwa marbut mal-finanzjament ta' mħatri illegali. L-aħwa Farrugia ma kinux fost dawk arrestati tul il-lejl, iżda huma fil-mira tal-investigaturi. Allegatament involut ukoll hemm Felice Bellini, ex-direttur ta' Gudja United, li għal xi żmien kien involut ukoll f'klabs tal-Birgu u Ħarqolmi. It-timijiet involuti forsi mhumiex magħrufa ħafna, iżda somhom mirbuħa grazzi għall-lob irranġati laħqu l-mijiet teluf. Kollox jibda minn uffiċjali li jidħlu fil-futbol bl-iskop li jirranġaw il-lob u s-sigriet huwa l-kuntatt fid-dressing room. Ulizio Mauro con il suo fido compare Carluccio Massimiliano, questi sono soggetti occulti, soci occulti, loro sono il pro patria, ma stanno dentro la società solo per vendersi le partite e sono in ciò agevolati da che cosa? Dal fatto che il figlio di Ulizio gioca nel pro patria. È proprio un giocatore del Pro Patria al servizio di queste combine sportive. Stando nello spogliatoio riesce ad avere il piacere dei suoi soggetti, per cui noi abbiamo tante partite del Pro Patria dove si vendono queste partite e riescono anche ad ottimizzare il risultato giocandole, vendendole con l'over, che sarebbe con più gol possibili, e riescono per far moltiplicare la scommessa. Ikkuntattjat minn One News l-Integrity Officer tal-Malta Football Association, Franz Tabone, qal li qed jisegwu mill-qrib dak li għaddej għalkemm b'ebda mod huma involuti fl-investigazzjoni. Mistoqsija kux se jissospendu lil Maltin li qed jissemmew, Tabone qal li fid-dawn li l-każ għadu qed ikun investigat wieħed irid jistenna u qal li ma kellhom ebda kuntatt mal-persuni allegatament involuti.